Ricky, alla fine della partita il Forte dei Marmi ha avuto la meglio per 6-2. Se nel primo tempo avete faticato un po', soprattutto sul piano del fiato del Montebello, il secondo tempo è stato tutto a favore vostro. Come commenti la partita? Sì, penso che siamo riusciti a tenere un bel ritmo per tutta la partita, questo ci ha aiutato nella fase finale. Siamo stati anche lucidi sotto porta, abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, siamo contenti della nostra prestazione, soprattutto perché siamo un po' a corto di uomini, abbiamo tanti infortuni, però stiamo reagendo bene, stiamo correndo, stiamo facendo crescere i giovani che oggi ci hanno dato un grande aiuto per questa vittoria. La prossima trasferta che dovrà fare il Forte dei Marmi è in casa dell'Engas Varcelli che ha appena cambiato allenatore. Come si prepara la tua formazione per affrontare questa difficile trasferta? Sarà una partita molto dura, il Vercelli è tanti anni che sta dando battaglia a tutte le squadre, in casa sua ancora di più. Ora dobbiamo pensare al viaggio di ritorno, a recuperare l'energia, c'è poco tempo, ma sappiamo che questa parte del campionato fino a Natale sarà così. E niente, c'è da recuperare, partire comunque da questa buona partita e cercare di riproporla a Vercelli. Grazie mille. Grazie a voi.